Benvenuti, oggi è mercoledì 17 luglio 2024. Il sole sorge alle 5:52 e tramonta alle 20:20. La luna sorge alle 17:01 e cala all'1:43. Oggi è il giorno di Sant'Alessio, patrono dei pellegrini e dei viaggiatori. Il nome Alessio viene dal greco e significa colui che protegge. Il 17 luglio si celebra la giornata mondiale delle emoji, ovvero delle faccine e immagini che ormai appaiono in ogni conversazione digitale oppure in ogni commento sui social network. Nate oltre 30 anni fa come evoluzione delle vecchie emoticon, composte da vari caratteri presenti sulla tastiera, semplificano la comunicazione, rendendo più comprensibile il tono di un messaggio, ma possono anche esprimere interi concetti in modo immediato e divertente. Compie oggi 70 anni Angela Dorothea Merkel, ex cancelliera della Germania, ruolo che ha ricoperto dal 2005 al 2021. Ha segnato profondamente la storia recente del suo paese e dell'intera Unione Europea, tanto da essere considerata fra le donne più potenti del mondo. Secondo Forbes è stata in cima a questa classifica dal 2006 al 2020, con la sola eccezione del 2010. Festeggia a 77 anni Camilla Parker Bowles, diventata regina consorte e seconda moglie del principe Carlo d'Inghilterra. Prima del matrimonio è stata la sua amante. Dopo la morte di Diana, l'erede al trono è uscito allo scoperto e ha reso pubblica la storia con il grande amore della sua vita. I due si sono sposati nel 2005. Infine, buon 32esimo compleanno a Billie Catherine Lourdes, attrice statunitense. È nota per aver interpretato il ruolo di Chanel numero 3 nella serie televisiva Scream Queens, per essere comparsa nella saga cinematografica Star Wars nel ruolo del tenente Connix e per essere protagonista di American Horror Story della 7ª stagione. Una dinastia durata 300 anni ed estinta il 17 luglio del 1918. L'ultimo zar dei Romanov, Nicola II, la moglie Alexandra e i loro 5 figli che avevano tra i 10 e i 20 anni vennero giustiziati ad Ekaterinburg dai bolscevichi. A dare l'ordine del massacro fu anche Lenin, leader del nuovo regime comunista russo. Sapete cosa sono le smart road? Stiamo parlando delle strade intelligenti, dotate di sensori e di dispositivi in grado di rilevare la presenza di pericoli e di segnalarli in anticipo all'autovettura. Queste tecnologie permetterebbero di far risparmiare circa 1,5 tonnellate di CO2 per ogni ora di circolazione di circa 10 km di percorso. Buongiorno ai 12. La Luna, in questo suo ultimo passaggio in Scorpione prima di migrare in Sagittario, si oppone pesantemente a Marte e a Urano. Giornata un po' movimentata? Sì, vediamo cosa succede. Ariete, sicuramente oggi è una giornata sorprendente per voi, anche piena di qualche imprevisto, che però si risolve in maniera molto positiva e fortunosa durante già metà della giornata. Quindi siate contenti perché la serata prevede un baldanzoso ritorno a casa. Toro, la giornata di oggi nella mattinata è fortemente impegnativa, la Luna poi smetterà l'opposizione migrando in Sagittario, ma lo stimolo che porterà ad opposizione a Marte, Urano e Giove è uno stimolo assolutamente, una tensione che deve essere tenuta sotto controllo, quindi oggi niente mosse avventate e niente passi falsi, aspettate la serata per decidere meglio. Gemelli, la Luna oggi è un po' dispettosa perché dopo essersi opposta a Urano e Marte in serata si opporrà
al vostro Giove, quindi vi farà realizzare che probabilmente un viaggio che volevate fare, uno spostamento, un incontro, dovranno essere rimandati. Ciò non di meno, trasformerete la serata in una serata abbastanza serena e piacevole. Cancro, la giornata di oggi prevede il vostro Sole che tenta disperatamente di fare pace a Luna nell'opposizione con Urano e Marte. Fa da punto di talete, insomma, ovvero si pone una distanza mediatrice tra questi due poli dell'opposizione. Sicuramente oggi qualcuno dei vostri affetti vi chiederà consiglio o anche voi potreste appellarvi a qualcosa per non incorrere in una serie di piccole sanzioni, nulla di grave comunque. Leone, la giornata di oggi prevede una luna che farà pace con i vostri gradi proprio già da metà giornata e quindi ricongiungendosi in maniera positiva, o per meglio dire riconciliandosi il regime di trigono alla vostra Venere che ospitate nei vostri gradi, oggi l'amore va decisamente meglio e finalmente, proprio perché non se ne poteva più di dialoghi e di condizioni un po' sottaciute e con delle frasi dette a mezza voce. Oggi finalmente un po' più di chiarezza. Vergine, la giornata di oggi prevede l'inizio di una luna in quadratura, quindi oggi l'umore potrebbe essere non dei migliori. Sicuramente però vi aiutano Marte e Urano a essere veloci e a gestire delle situazioni in bilico in maniera abbastanza serena. Oggi con scatto felino ed abile mossa riuscirete dialetticamente ad aggiustare una situazione un po' precaria. Bilancia, la giornata di oggi prevede una luna che sarà amica da metà giornata e quindi può riassettare tutta una serie di faccende e di diatribe familiari che vi hanno un po' stancato. Oggi farete la voce grossa e potrete avere ragione un po' su tutto. Carismatici come sempre, la vostra dialettica avrà la meglio. Capricorno, una giornata che prevede una luna entrare nell'area della vostra 12ª casa, quindi vi rende un po' più emotivi, qualche dubbio, qualche sensazione di qualcosa che non va, ma su via. Plutone, Marte e Urano stanno giocando benissimo per voi e anche Nettuno che sembra stimolarvi un po' a dei sogni, obiettivi forse lontani e ambiziosi da raggiungere, ma sicuramente sono proprio la strada che volete percorrere, quindi forza. Acquario, giornata oggi che prevede finalmente il cessare della quadratura della Luna, quindi l'umore torna da metà giornata assolutamente migliore. Una serie di amici vi coinvolgeranno in un po' di iniziative goliardiche e molto piacevoli da vivere, quindi dateci dentro, spendetevi nel sociale e soprattutto rivedete un po' la vostra posizione in amore. Un amico vi dirà qualcosa di importante. Pesci, la giornata di oggi prevede a metà giornata una quadratura della Luna sul vostro Saturno e sul vostro Nettuno, quadrando i vostri gradi. La Luna non sarà molto dolce perché forse sentirete un po' di nostalgia e soprattutto una voglia di fuggire via perché avete bisogno proprio di vacanza. Il primo giorno si rivelò un disastro, probabilmente a causa della fretta. Molti edifici erano ancora appena dipinti, le attrazioni non erano complete, si verificarono frequenti interruzioni di energia elettrica e le code per l'ingresso e l'uso dei bagni erano estremamente lunghe. Tutto ciò avvenne sotto la stretta supervisione di Walt Disney stesso, che si occupò personalmente dell'apertura dei Disneyland ad Anaheim, vicino Los Angeles. Il primo parco divertimenti dedicato ai personaggi dei cartoni animati fece il suo debutto il 17 luglio 1955, in quella che fu considerata una domenica nera. Fortunatamente nel giro di poco tempo la situazione migliorò. Siete tutti sotto pressione, vero? Avrete sicuramente pronunciato spesso queste parole: Gioia, ma cerca di metterti nei miei panni. In pratica avete invitato ad immedesimarsi in voi, a cercare di comprendere i vostri sentimenti e come vi sentite. Gli inglesi utilizzano l'espressione to put yourself in someone's shoes, che significa letteralmente mettiti nelle mie scarpe. Non perdete l'opportunità di restare sempre aggiornati con i nostri video.
Iscrivetevi e attivate le notifiche per non perdere nessun nuovo contenuto. La matta di oggi è Billie Holiday, considerata da molti la più grande cantante di jazz di tutti i tempi. La sua storia ha origini complesse. Nacque da un fugace amore tra un suonatore di banjo ed una ballerina di soli 13 anni. Da adolescente fu vittima di uno stupro e finì per essere sfruttata come prostituta in un bordello. Tuttavia negli anni 30 un impresario che credeva in lei non si fece scoraggiare dagli iniziali insuccessi e aprì la strada a una voce indimenticabile, intensamente drammatica, capace di trasmettere emozioni profonde attraverso qualsiasi brano cantasse. Billie collaborò con i grandi nomi del jazz ed affrontò coraggiosamente le discriminazioni razziali. Ci salutiamo con la frase del giorno. La verità non è sempre bella, ma la fame di verità sì. E noi abbiamo fame di verità, di curiosità e vi aspettiamo domani per una nuova puntata dell'Almanacco. Buona giornata dalla vostra Martina.